È sbucato all'improvviso di fronte alla vigna di un residente in via Grentine dentro l'Argine del Piave. Il lupo è tornato a farsi vedere, ma probabilmente si tratta di un altro esemplare, non lo stesso che in questi giorni si aggira nella zona golenale di Ponte di Piave. Sono stati attimi di terrore per una donna che si è trovata di fronte all'animale. A raccontarci quanto accaduto è il figlio che stava lavorando nei pressi dell'abitazione. Ero sul vigneto e l'ho visto a 100 metri di distanza circa, ma sembrava un cane. Dopo, quando si è girato sul fianco, si è visto subito che era il lupo, insomma. E dopo 5 minuti mi telefona, chiama la mamma che era a casa, che se l'è trovata davanti a 5 metri. Ad aiutare la donna il pastore tedesco della famiglia che ha iniziato ad abbaiare ed è scappato facendosi inseguire dal lupo. La donna è rientrata a casa spaventata anche perché aveva i nipoti che stavano dormendo ed aveva paura che, sentendo abbaiare, potessero uscire. Il lupo si è spostato velocemente. È stato rivisto verso monte, diciamo, nel giardino di un'altra famiglia e quindi si è diretto verso Ponte della Privola, tanto per capirsi. È chiaro che mi ha chiamato spaventatissimo perché aveva i bambini a letto a casa e poi la madre comunque ha preso paura quando si è trovato davanti. La cosa che più mi ha stupito è che appunto mi parlava di un animale che non pareva né ferito né tantomeno in cattive condizioni fisiche. Per cui il timore appunto è quello che ci siano più di un lupo. Non sarebbe lo stesso esemplare, immortalato nei giorni scorsi dalle fototrappole a Ponte di Piave. Una soluzione va trovata, spiega il sindaco di Spresiano. Credo che insomma la situazione non vorrei ecco sfuggisse di mano, perché poi bisogna cercare assolutamente di preservare l'animale che è tra l'altro è specie protetta, ma preserviamo le persone, ecco io non vorrei mai che poi dopo ci si leccasse le ferite a causa magari di un attacco del lupo all'uomo. I consigli sono sempre gli stessi: non avvicinatevi, non dategli da mangiare e chiamate appena lo avvistate e soprattutto tenete i vostri cani a guinzaglio.